buongiorno. Adesso facciamo una piccola visitina al mio 13° studio, l'ultimo, dopo il ritorno al paese natio, a None Veneto. Adesso facciamo una piccola carrellata, una piccola visitina di questo studio. Ora andiamo sopra qui, nella parte alta, dove si trova il mio laboratorio, dove sono raccolti diversi lavori, quasi tutti ultimi questi, che non sono altro che delle astrazioni, le ricerche del segno, sono delle pressioni, dei ricordi, delle energie vissute, storie ripetute, rivedute, la voglia di marcare il segno, colori bianchi e neri. Ecco qui per esempio abbiamo un sole nero e rosso marcato ad olio su tavole, la voglia di fermare la nostra storia, il paesaggio, il tramonto, il passato. Ecco qui, andiamo avanti così, con i piccoli mezzi che dispongo. Ecco, questa per esempio un'altra visione. Specie di pupilla, un occhio che guarda, osserva, carico di energie del passato, dell'oggi, la voglia di andare anche oltre il domani. Questa è una grafica bianco e nero su tela. Giriamo l'occhio da questa parte, ecco qui una tavola d'olio che rimarca graficamente, geometricamente le forme di base originarie, il triangolo, le luci, le nostre vetrate veneziane, le rimembranze. Poi ce n'è un altro lì sotto, ma adesso non ho la luce adeguata, dovrei spostare qui i carrelli. E andiamo avanti. Ecco, questa qui è un'altra opera su tavole, esposta nel 2003 a Parigi, alla Galleria Miró-Mesnil. Ha avuto anche soddisfazione ed è un retaggio di memoria dei nostri vetri, del nostro Murano, la Venezia che passa. Tra le memorie. Andiamo avanti, ecco, così spostiamo un po' la telecamera, andiamo a vedere un'altra pittura su tela che si vede male qui così perché non ha le luci giuste, in rosso e nero, una scalata, una scalinata, un ascendere, andare oltre, marcato di luci che ricordano i grandi rossi, i grandi soli, i tramonti,
segnare, fare il punto di tutti i piccoli segreti grafici, tutto il movimento, il dinamismo, il ritmo, la centralità, piccole metafore, piccole visioni, piccoli occhi, piccole che così metaforicamente vorrebbero, guardano, osservano, sono presenti, partecipano a tutte le complessità della nostra esistenza. Giriamo un po' la telecamera. Ecco qui un'altra visione, due occhi che scrutano, portano con sé tutti i segni, la storia, i ricordi, la grafica, il grafio, Picasso, Pollock, Klee. E tentano di fare un ragionamento, una visione, la voglia di guardare e naturalmente questa visione ti dà una sensazione di grossi problemi, non solo psicologici. Ecco, spostiamo ancora il video qui, andiamo a vedere di nuovo un altro occhio, metaforicamente rappresentato con piccoli sgocciolamenti, quasi delle lacrime, che vorrebbero così esprimere, raccontare le pressioni, le compressioni della nostra attualità, e che si risolve con molta essenzialità il segno, il bianco e il nero. Naturalmente questo bianco e nero va a caccia anche di una grafica, di un ritmo, di uno spessore, di una profondità, di una sensazione di basso rilievo, cioè di scavo, prettamente grafico, per creare quel doppio spessore, quel movimento di compenetrazione. Certamente in questo piccolo strumento non si riesce a far vedere quello che io magari vorrei dire, insomma. Ecco. Ci spostiamo un attimo verso sinistra e intravediamo qui delle astrazioni colorate di rosso, di ocra, di giallo, più grandi. Poi qui vediamo ancora più in alto, vediamo delle figurazioni che naturalmente non sono di oggi, ma sono datate, sono state fatte nel 1970-72, proprio nel periodo della grande crisi, della morte dell'arte, del 68 in sostanza, dove c'era la voglia di recuperare, di annullare, di rimettersi in discussione, non riconoscendo più la storia, la contemporaneità e quella che era la cultura e tutti i privilegi e tutte le speculazioni che ne derivavano da questo periodo. E allora a vedere le biennali di Venezia, del 70, 68 eccetera, si vedeva queste performance, queste autodistruzioni delle opere, e io a quel tempo lavoravo nelle astrazioni, influenzato dalle grandi esperienze americane, da Pollock, da De Kenney,
questa grande pittura americana astratta, gestuale, aggressiva, segnica, che raccontava i fatti, le storie e gli annullamenti che si susseguivano a catena. E allora da quelle esperienze così un po' di astrazione, che avevo anche avuto dei riconoscimenti da alcuni critici, anche da galleristi di un certo valore, rispetto, di professionalità, che apprezzavano queste mie astrazioni su tavole di 2 metri per 1,60 m. Facevo dei lavori anche piuttosto grandi ad olio e avevo riscontrato anche un discreto e positivo interesse, ma io da quel periodo ho detto no, devo ritornare, devo tornare a fare la pittura, devo andare a ristudiare il 300, il 400, la nostra grande storia, la nostra grande cultura pittorica, artistica italiana. E così ho abbandonato le stazioni, le specie di performance, l'informale, il materico, che facevo di lavori anch'io, che mi ero adeguato un po' ai tempi, e facevo questo informale materico plastico, bruciavo la plastica, la combinavo, la costruivo e andavo a ricavarne delle forme di grande espressione, di astrazioni espressionistiche che davano una certa soddisfazione, ma era in sostanza un inseguire, un percorrere quella che era l'academismo, i grandi maestri, la cultura del tempo, le forme, l'estetica trainante di quel periodo.